Li hanno sorpresi con la bomboletta spray ancora in mano mentre stavano imbrattando con insulti e frasi oltraggiose di Chiara Matrice Novax i muri e le vetrate dell'Agenzia delle Entrate di Padova in via Turazza. Un 36enne di Faenza e un 37enne foggiano sono stati denunciati per danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e vilipendio. Gli insulti poi sono stati rivolti al sindaco di Padova Sergio Giordani, al governatore del Veneto Luca Zaia, che vengono definiti nazisti e criminali. La sigla è sempre la stessa, Vivi per la libertà dei diritti. Ci spostiamo un poco più in là e vi mostriamo anche le altre scritte: i vaccini uccidono, e insulti anche al premier Draghi. I carabinieri sono intervenuti in piena notte, trovando i due ancora intenti a compiere la loro vile opera. La bomboletta di vernice rossa è rimasta accanto alle vetrate. Gli uffici, aperti in mattinata, non hanno però mai interrotto l'attività. Altri insulti al governatore Luca Zaia sono poi comparsi fuori dalla sede di Azienda Zero in piazzetta Gasparotto a Padova. I responsabili potrebbero essere gli stessi, dato che la vernice usata sembra essere la stessa, così come per le scritte comparse anche sui muri della facoltà di biologia e matematica. Per i due uomini ora la questura potrebbe emettere anche dei provvedimenti amministrativi. Intanto dal mondo politico la condanna a questi atti di vandalismo è unanime. Sono quattro scalmanati, per cui non mi preoccupo assolutamente. Io credo ai medici, alla scienza, sono orgoglioso di quello che ho fatto, fare campagna perché tutti si vaccinino. Abbiamo obbligato per primo a mettere le mascherine. Adesso sta ancora circolando il Covid. Se non avessimo avuto i vaccini, io penso che oggi ci iniziamo ad avere un po' di tosse, un po' di raffreddore. Sarebbe stata un'ecatombe, per cui grazie ai medici, grazie alla scienza, io credo a loro, rifare le stesse cose. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto, come penso lo sarà Zaia, e continuerò in questo senso. Bisogna stare attenti, bisogna vaccinarsi. Tutte le altre fantasie non mi interessano. Uno sfregio tanto becero quanto inutile, ha commentato anche in una nota il presidente della regione Veneto Luca Zaia, l'ultimo di numerose testimonianze di un clima d'odio che sta avvelenando il paese, che certo non riusciranno a scalfire però l'impegno delle istituzioni e degli amministratori in una fase storica così difficile come quella che stiamo vivendo, ha detto Zaia.